Wow 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 amici del Grande Wrestling, un saluto dal Cumendone veneziano. Allora Fiori, è pazzesco vedere che nella rivalità è arrivato anche Strowman e soprattutto come alleato abbiamo Bill Goldberg. Si vede che, non so, il match che abbiamo fatto contro di lui che abbiamo vinto l'ha esaltato. Abbiamo un alleato in più e me lo godo tantissimo. Adesso però inizia veramente la parte difficile, Fiori. Adesso dobbiamo assolutamente fare diciamo un buon, dei buoni match per arrivare al pay per view, che sicuramente ci sarà un pay per view per l'Intercontinental Champion carichi e pronti. Adesso abbiamo le abilità al massimo raga, perché le stiamo vincendo tutte, siamo iper forti, è chiaro che basta un niente per ricrollare. Abbiamo anche Goldberg come alleato, meglio di così veramente un culo grandissimo per il Cume, uno dei miei wrestler preferiti, cioè dalla mia parte sinceramente me lo godo. Andiamo a vedere le notizie. Qua abbiamo le solite robe, hanno difeso il titolo, Stone Cold è ancora contendente, attenzione, Brawl veramente show, grande Lita, ho caro per lei, e andiamo allo show di Raw. Raga, la storia sta prendendo una piega importante, il veneziano vuole assolutamente il titolo intercontinentale, lo possiamo ottenere perché siamo veramente in una forma strepitosa. Abbiamo un match subito con Kane, staremo a vedere se, che era la mia ex rivale, anche se ci sarà qualche interferenza o qualcosa. Siamo terzi comunque nel power ranking, quindi molto, molto qua, ragazzi. Bene. Puntatona di Raw. Vai. Ladies and gentlemen, we're ready to get this match started. And it looks to me like this entire arena si può battere is on its assolutamente. feet and Si può understanding battere this assolutamente Kane, poi c'è una She's been forma waiting for Fiori. this match for a long time, guys, and I guarantee you they won't disappoint. Siamo veramente in una forma iper mega super. Cioè se così si può definire. Lasciatemi questo. Cioè da 86 siamo a 100 di abilità, abbiamo vinto tutte le partite, tutti i match praticamente, cioè con il livello leggenda. Well, what's your take Ecco, right subito now on errore. Kane? What do you expect his approach to be here? This could turn into a nightmare Merda. real fast. Occhio. Kane is such a Aia. monster that I guess all we can do now is wait Esci, and Cume, see. esci. I have to be honest. I don't know if I'll even be able to watch this. Saxton. Bello questo, però non serve molto. WWE, nobody cares about how close you Bravo, can be. veneziano che ormai Just para if you got tutto. there. We'll see if he has what it takes tonight. Si è un po' buggato il pubblico che sta urlando poco. Aia. Questa l'ho sentita. Cerchiamo di tornare sul ring, grazie. Vediamo se ci sarà qualche interferenza, io me l'aspetto un po'. Ciao Fiori, ciao. And he hits the axe handle. Mamma mia, lo stiamo massacrando. Mamma mia. Mamma mia. Veneziano in grande spolvero e si bea. Veneziano si bea. Guardateli tifosi. Dai vecchio mio, vieni da Paparina. Attenzione che... Dai, che la vinciamo così. Non ci credo. La potevamo vincere così. Attenzione Jack Hammer subito, Jack Hammer, mamma mia. Non ha senso questo Cume, non ha senso di esistere, veneziano. Mamma mia. E stiamo caricando la Cume Slam. La stiamo caricando con un Kane già in grossa difficoltà. Questo veneziano vuole tutto. E veneziano si prende il Cume Slam. Mamma mia, questa è una chance di vittoria importante. Vediamo se la portiamo a casa. 1, 2, 3. E anche Kane se ne va, ragazzi, siamo disarmanti. Non cominciamo una stagione su WWE così dal 1825. Oddio. I'd love to see this. Look who's here. Look who showed up here in the arena. Oh, attenzione. Boy. This would be incredible. What a fight this would be. Come on, let's do it. Yeah, let's not waste any time. Cos'ha Kane? Been simmering for a long, long time. Vuole tornare rivale Kane, non lo so, so solo che... Ragazzi, siamo messi veramente bene. Però Bro non si è fatto vivo. Ok, adesso abbiamo un Fatal 4-Way, vince Lita, grande. Qua abbiamo Seth Rollins, Battista fa un promo ma arriva a Samoa Joe ma vince comunque Battista. Promo di Shawn Michaels e vince Stone Cold. Mamma mia che duello tra Stone Cold e Shawn Michaels, veramente una faida incredibile. Strowman TJP.
No ragazzi, TJP ragazzi è buggato, no? Vince contro Strowman e White, The Rock, il main event, vince. Ok ragazzi, vediamo cos'è sta storia. Guardatelo. Sono in tenuta da pay per view perché deve essere elegante per il promo. Vediamo in cosa consiste sta roba, è fatto. E vediamo chi arriva. Speriamo Strowman, cazzo. Ok. Questa è la barra del tempo, risposta. Ok. Quattro scelte a disposizione. Sono tra convinto e tranquillo. No, tre. Ok, boh. Devo occuparmi di una cosa. Vediamo. One of the most popular superstars in the WWE, no question. Vediamo un po', provo, vediamo come va il promo, vediamo chi arriva, se arriva qualcuno. Mi sto gasando. Eccolo qua, con l'orologio, con il Rolex d'oro. Ok. Sono pronto per il grande passo. Cos'è, combo? Speriamo, cazzo. No, una serie di successi notevoli, sono pronto per il grande passo, ragazzi. No, vuole il match per il titolo, ragazzi. Ma mi sento il contendente numero 1, dai. Mi sto gasando. Cosa devo fare qua? Boh, non lo... Kane. No, Kane però, cazzo, ma perché, scusa? Kane non ha vinto niente. Però la gente è felice. Eccolo qua, ragazzi. Arriva Kane però. Arriva Kane, purtroppo non ci saranno ancora match per il titolo. Ho sbagliato io qualcosa forse, fancuore. Entra Kane. Ritorna alla libertà con Kane, incredibile ragazzi. Non mi lascia stare Kane. Non mi lascia stare Kane. Voglio vincere però. Ok, Kane si incazza. Non sei all'altezza del mio talento, ed è vero. Talento, nessuno di queste parti della mia altezza. Spero davvero, non sei la mia altezza, che io voglio il titolo intercontinentale. Non sono felice di vederlo, l'ultima persona che vorrei vedere in questo momento. Ok, Kane sale bene. Scusa ma non mi lasci intimidire. Bella. Guarda come lo sto umiliando. Ciao Kane, ciao. Ciao Kane. Non ho paura di te, Kane. Una superstar debole per te come te non vale il mio tempo, dovresti andartene dalle WWE. Sei ridicolo, una cosa di... scusa, una messa di sterco, sto sprecando il mio tempo a parlare con te. Vabbè, ciao, guarda, non ti ignoro, vecchio. Non ti darò... no, non ti darò proprio soddisfazione. E vai, dai, che stiamo salendo anche noi. Levati ritorno. Grande Kume, mi sta piacendo. Mi sta piacendo questo Kume, non è che si incazza. Quello che hai paura di me, sento l'odore, ho un naso potente, sento l'odore della tua paura da 1 chilometro. Ne sentivo l'odore quando salivo la rampa e la sento mentre sono di fronte a te, è molto pungente. Sa di correre via e debolezza, sì, vabbè, ciao. Immagino tu sia come un cane, allora. Boh, vabbè. C'ho Kane cane, perfetto. Siamo là comunque, forse ne siamo pari in questo momento. Assomiglia a un cane, ti chiami Kane, cioè Kane cane, sì. Se ti lancio un bastone lo vai a prendere. Che lotta ragazzi, sono più forte. Sarò sempre più forte.
Non c'è mai stata una superstar come la WWE. Promo's over. I guess it's time to wake up. I'm glad I'm not the only one. Quindi ho What perso? just happened? Well, as we move along, don't you go anywhere because we have more WWE action coming up next. Non ci credo, perdo il mio primo promo. Va bene, cioè, questa non l'avevo capita, però sinceramente non capisco perché non mi dà la possibilità di andare con contro Strowman, cioè è incredibile. This next match might be Incredibile, every bit as perdo good as the il last promo one. con cane, Sit tight for singles con il mitico action Kane, vabbè. coming up next. Battista, Gallagher vince Battista. Non bene però, non bene. Steve Austin e Michaels, questa è una super rivalità. Finora Stone Cold ha tenuto il titolo 2 volte. Vediamo adesso. Shawn Michaels vince, staremo a vedere se però dopo, quando conta, ci sarà la vittoria di Shawn Michaels e Stone Cold manterrà ancora. Vai raga, altra puntatona di Raw. Allora qua sempre il tag team. Molto bene. Qua vince Alicia. Strowman Kalisto vince il buon Kalisto. Gallagher va al promo e se lo fa. Qua abbiamo un triple threat con Albert, Samoa Joe e Bray Wyatt. Vince Samoa. Match 5 Commander. Ok raga, andiamo. È ritornata la rivalità con Kane. Attenzione. Eccolo qua. Eccoli qua subito che partono. Però Veneziano devo dire che è anche un po' frustrato perché si aspettava qualcosa di diverso onestamente. Invece arriva Kane. Vai, inizia il match. Inizia il match. Il Kuma si rideve ancora sudare i match per il titolo. Tutti e due gialli siamo, no fioi, ciao. Spacchiamolo il braccio. Occhio. Aia. Attenzione ancora Kane. Aia. Merda, merda. Non riesco a pararlo. Speriamo che il Kuma non abbia preso male questa cosa. Lui si aspettava ben altro avversario, invece è arrivato ancora Kane a rompere i piani di Veneziano nella corsa al match per la cintura Intercontinental. E ci prova col Jackhammer veneziano. Chi si sta mettendo contro il Kuma in questo momento le sta prendendo, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, Veneziano sta massacrando qualsiasi avversario, perfino Goldberg. Grandissima Madonna, mamma mia che braccio teso, ciao. E Veneziano ha massacrato Kane, sì, per me non ce la fa. Ciao. Ciao ragazzi. Il Kuma lo distrugge. Siamo veramente ferezzi, cioè ne abbiamo persa una da quando registriamo. Here is your winner, the Boss, Marco. Molto bene. Signori, questo è Veneziano, neanche mi spreco a fargli del male onestamente. Kane non è ai miei livelli. Voglio quella cacchio di cintura intercontinentale. Siamo all'ultima settimana prima delle Survivor Series. Braun Strowman, Finn Balor e ragazzi qua ci sarà l'interferenza del Kuma. Vince però comunque il Kuma ha fatto un'interferenza, vediamo come è andata, dopo lo vediamo dopo. Poi abbiamo Bray Wyatt, Rick Swann e attenzione, cioè ragazzi questo è incredibile, è un tag team, io e il mio rivale contro Heath Slater e Rhino. Questa ce la godiamo. Ha messo un tag team, secondo me succederà qualcosa ragazzi. Oddio. Ecco. E già rompono i maroni. Vediamo cosa succede ragazzi. Sono proprio curioso di vedere. Dai Kane. Fai qualcosa di buono Kane. Kane, non si vede che ci odiamo. È impressionante.
Vediamo. He can do it. One. Looking to catch him off guard Si there. salva Rhino. Very nice. Va il codardo. You just Ignobile can't miss codardo. that much, Cole. Vai che li spaziamo, neckbreaker. He's Yes. looking hapless out there. Unless this thing turns around here, this tag Come è team stanco is però. all but over. Unless he has no interest in walking away with the winner. Devo chiedere assolutamente il cambio. Merda. Ain't no stopping him now. Occhio ragazzi. Non riesco a pararmi purtroppo. Belly. What a comeback. Devo chiedere il cambio assolutamente a Kane perché se no sono dolori. Qua mi paro però. No, invece no. Bravi. Qua il veneziano fa la mossa che mi fa godere. Ottimo. Vediamo il cambio. Kane gets tagged in. Vai. When he's going like this, there's just no Io sto qua, lascio fare a Kane, il Come vincono, Kane porta a casa lo schienamento. Adesso vediamo però, io ho un po' paura. Alla fine porta a casa Kane lo schienamento. Here are your winners, Kane and the Boss. Oh my god. Marco. There's no doubt about it. Ragazzi, Kane non si ribella e neanche il Come. Tag teams beware. These two guys. Può essere una cosa incredibile. Può nascere un tag. Everybody, we're spending part of your Signori, è incredibile la WWE. Pazzesco. E ancora 3 rivali, però in questo momento abbiamo fatto un tag team match e non ci sono state ripercussioni per nessuno dei due, anzi siamo in Survivor Series e ci sarà la resa dei conti, la seconda tra Kane e Veneziano. Ma intanto vediamo il primo match, è Gallagher Battista, vediamo questo match tra rivali come si conclude. Attenzione, Jack Gallagher vince ragazzi, questo è abbastanza incredibile. Battista è sconfitto, momento nero per The Animal Battista. Ok, qua vince Ryder e Railway, titolo degli Stati Uniti, ancora la rivalità tra Rusev e Jay Styles. Finora l'ha mantenuto 2 volte il titolo, vediamo se lo mantiene anche per la terza. E invece no, Rusev è il nuovo campione degli Stati Uniti, incredibile. Poi abbiamo Tamina, Becky Lynch, vince Becky. Ok. E adesso ragazzi, il nostro match, Survivor Series, match tra rivali, Kumenda, Kane, la seconda resa dei conti. Survivor Series, questa rivalità che è ritornata, This is it, guys. We're siamo al ready to get pay-per-view. this match going. And this is one of those matches where it's hard to Siamo believe tornati a we get sono paid 91 for adesso this. come tributi, siamo un Well, po' actually, scesi hard to ragazzi. believe Saxton gets paid for anything. Good Vediamo. point, guys. And I would say this Kansas City crowd sounds No, ho more than sbagliato. ready for this one. Ho sbagliato, non ci credo, brutto errore grandissimo, però Veneziano riesce a ribaltarla molto bene. Perfectly executed Very good. crossbody. Comunque vada, questa rivalità sarà conclusa. Porca Now we miseria. have Kane on the attack. Merda. Molto good, molto good. Just making his Ottimo. presence felt there. No. Questo è un pay per view importante, per Veneziano, deve vincere anche questo. To this form of attack. La WWE ce l'ha un po' con Veneziano perché forse meriterei l'occasione già. Però sono appena arrivato forse. Vogliono ancora valutarmi, bravissimo Veneziano. Aia. Sono in difficoltà ragazzi, Kane sembra più motivato. È chiaro che il Kuma insomma è contento di fare questi pay per view ma vuole qualcosa di più Veneziano. Lo pretende. Missed by a large margin on that one. Wow, He's better than that. nope, reverses it. Now we have Kane on the attack. Porca miseria. Oh, he turns it around. Not going to win many matches with that move. Vai, boom, DDT.
Comunque il Kuma è già leggermente ferito alla testa. No, che cagata ho fatto. Aia. Aia. Prova la sottomissione che ma è presto secondo me. È presto. Vai, vai, come, dai, che è nostra, roba nostra. Il Kuma si libera molto bene, però non è in una condizione strepitosa. No, non ci credo. Il Kuma sta sbagliando l'impossibile. Siamo in difficoltà. Dio Cristo. Mamma mia, il Kuma non è per niente in forma. Il Kuma deve tentare il tutto per tutto. Neckbreaker fuori dal ring. Però il Kuma è stanco, ragazzi, il Kuma è stanco. Molto bene. Poi, bravo, mano male che il Kuma rientra. Dai vecchio mio, dai. Dai Kane. E la riesce a ribaltare ancora veneziano, ma è un match difficile. Porca miseria, non riesco a bloccare. No! Stiamo soffrendo. È finita, incredibile. Incredibile. E Kane ancora va contro veneziano. Epilogo incredibile. Epilogo schifoso. E incredibilmente perdiamo contro Kane. Non ho parole. Cioè non sono riuscito a fare niente in questo match. Proprio Kane era superiore. Finisce così la rivalità con Kane, la seconda. La prima l'ho vinta, la seconda l'ho persa. Adesso spero però di avere la chance, anche se ho perso. Forse questa in realtà... Hot Elimination Tag. Mamma mia. Bellissimo questo. Chi vince? Braun Strowman. Madonna, è devastante. Ragazzi, il main event, vediamo se Stone Cold mantiene ancora il titolo in una rivalità incredibile con Shawn Michaels. Io sono ancora scioccato, ragazzi. E stavolta vince Shawn Michaels ed è il nuovo campione, ragazzi. Cambiano le cinture. E cambia la cintura più importante, la Universal Champion, la vince Shawn Michaels. Raga, un saluto dal comandante veneziano, sono scioccato. Finisce così la striscia di vittoria del veneziano proprio nel pay-per-view delle Survivor Series. Adesso vediamo cosa la WWE ha in serbo per noi. Certo, fa male perdere così pay per view, insomma un match secondo me eravamo favoriti, però è anche vero che ho visto che avevamo perso un po' di abilità, forse non eravamo al massimo della forma, forse il Kuma era un po' diciamo demotivato perché voleva già l'occasione di fare il match per il titolo intercontinentale. Raga, un saluto dal comandante veneziano, ciao!